A Fiera Agricola di Verona sono stati presentati i 10 bandi del PSR Veneto 2014-2020, attualmente aperti per quasi 92 milioni di euro di aiuti. Parliamo di bandi rilevanti non solo per il valore, ma anche perché aprono l'ultima fase del PSR Veneto 2014-2020, mentre le istituzioni europee stanno definendo le linee della nuova politica agricola comune post-2020. Il programma di sviluppo rurale è lo strumento di intervento dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione nel settore agricolo nel più ampio sistema rurale. Per il Veneto ha fruito per il periodo 14-20 di una dotazione finanziaria superiore al 1.160 milioni. Siamo nella fase finale di utilizzo di questo strumento. La Giunta ha approvato alla fine del 2019 una batteria di 10 bandi su 10 tipi di intervento per una quota di 92 milioni di euro complessivi di aiuto. I tipi di intervento principali di maggiore interesse che abbiamo all'interno di questo pacchetto di bandi vanno dal sostegno finanziario per l'avvio di iniziative di formazione e informazione a favore degli agricoltori, alla realizzazione di progetti di comunicazione, informazione e promozione per diffondere l'utilizzo e la conoscenza dei prodotti agricoli a marchio comunitario riconosciuto, denominazioni d'origine, indicazioni geografiche, al sostegno agli investimenti da parte delle aziende agricole al fine di migliorare l'innovazione e la competitività complessiva e la sostenibilità complessiva dell'azienda agricola, sino al premio di insediamento dei giovani agricoltori, un premio di 40.000 euro che viene riconosciuto al giovane che presenta un piano di sviluppo aziendale su un'azienda di cui è nuovo titolare. Infine, un pacchetto importante di aiuti è anche per l'investimento da parte di aziende agricole che ritengono di diversificare la loro attività e la loro produzione con attività di servizio in settore agrituristico o della fattoria sociale o della fattoria didattica o dei servizi ambientali. I bandi sono già pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Per maggiori informazioni potete visitare il sito psrveneto.it nella sezione News.